when you feel the summer round. If you know, can go through the door. Maurizio Potocnic, 60 anni il 10 dicembre scorso. Sei tornato alle origini, sei tornato a fare quello che sapevi fare negli anni '80, cantare. Sì, cantare, suonare, comporre, insomma è stata la mia vita per tanti anni. Poi ci sono stati dei periodi in cui mi sono fermato con l'attività musicale, ma 3 anni fa ho ripreso. Di questa cosa sono così entusiasta che vedi, ho fatto anche crescere il cappello e così mi sono veramente ringiovanito, perché la musica fa ringiovanire. Ho iniziato un progetto 2 anni e mezzo fa in studio di registrazione, che è terminato pochi giorni fa con il mio LP che si chiama Soft Touch, che è in uscita proprio in questi giorni, e quindi io sono molto contento. Allora, torna alla dance italiana, con te questo stile che ti ispira, e è ancora valida nonostante le discoteche purtroppo ormai siano tramontate? Ma guarda, tu sai che la musica dance italiana non è mai morta e nessun genere musicale muore mai. La musica si ricicla, perché adesso c'è un nuovo genere musicale per i giovani, ma noi non riusciamo ad ascoltare, ed è per questo che io ho creato questo LP, che non vuole essere un LP nostalgico, attenzione, perché io non voglio essere nostalgico, ma volevo riprodurre in parte le sonorità degli anni '80. Credo di esserci riuscito almeno in 2 o 3 brani sicuramente, poi ci sono dei brani anche più diversi, più pop, come quello che abbiamo sentito The Wall poco fa, e brani anche più pop, insomma, anche un brano che si può definire smooth jazz, quindi c'è una bella visione di una musica completa che è leggermente legata agli anni '80. Ma il mercato è cambiato completamente, oggi si parla di digitale, totalmente digitale, quindi contano le visualizzazioni. Sì, contano le visualizzazioni, certo conta anche la promozione. Io mi ricordo che quando ho fatto il Festival Bar, sono stato all'Arena di Verona, è stato molto bello, abbiamo venduto anche tanti dischi, perché poi comunque se ti fai vedere la gente vede che esisti, capisce che fai musica e l'ascolta e inizia a innamorarsi, io spero. Certo, però oggi il mercato è cambiato, è tutto digitale, è tutto scaricabile e si guadagna veramente, ve lo assicuro, si guadagna veramente poco, quindi si fa tanto per passione. Io lo faccio come seconda, terza, quarta attività, nel senso che se poi riuscirò a monetizzare va bene, ma non è certo il mio scopo quello di aver fatto questo LP, insomma. Allora in bocca al lupo, vuoi fare un augurio ai nostri lettori? Beh, intanto mi sembra facile, perché un anno meglio di quello che abbiamo passato, io spero che sia una cosa che verrà, che il 2021 sarà un bell'anno, migliorerà in tante cose e soprattutto potremo stare assieme, soprattutto dalla parte musicale potremo anche tornare a fare dei concerti, delle serate e far sentire la nostra musica dal vivo, che credo che sia una cosa molto importante.